Buon pomeriggio, rieccoci in edizione straordinaria, continua il nostro racconto giornaliero e quotidiano dell'emergenza coronavirus che oggi ci ha parlato di 4.617 contagiati, ma come sappiamo fra un'ora circa avremo il dato della sera del bollettino serale con i contagiati e gli eventuali decessi. Speriamo di no. I decessi sono 146 stimati nel bollettino di questa mattina. Una giornata importante perché, ve lo ricordo, il governatore Zaia nel suo punto stampa, tra le tante cose, ha chiarito che l'ordinanza che ha firmato ieri resta valida anche dopo il decreto del Ministero della Salute di ieri sera, nonché il parere del governo sulle aperture domenicali, quindi non solo resta il limite dei 200 metri per chi vuole fare attività fisica o portare l'animale fuori casa, mentre il governo non ha fissato dei limiti, parla della corrispondenza, insomma delle vicinanze delle abitazioni, c'è un limite preciso, 200 metri in Veneto e tale resta, e soprattutto domani i negozi alimentari sono chiusi, lo confermo e lo ripeto. Una cosa importante che ci state chiedendo e continuate a chiederci è le mascherine. Bene, allora le mascherine sono partite stamane dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova. Parliamo delle mascherine made in Veneto, quelle prodotte da Grafica Veneta. Sono partite alla volta delle amministrazioni provinciali venete con l'indicazione di distribuirle ai comuni in proporzione ai cittadini residenti. Sono circa 570.000 mascherine protettive non ospedaliere. Domani ne arriveranno altre 400.000, quindi arriveremo già verso il milione. E sono le famose mascherine appunto gratuite che verranno distribuite alla gente. Nel dettaglio sono 24.000 a Belluno, parliamo di quelle arrivate in queste ore nelle province, quindi nelle amministrazioni comunali, 24.000 a Belluno, 103.300 a Padova, 27.100 a Rovigo, 98.800 a Treviso, 95.500 a Venezia, 101.500 a Verona, 96.700 a Vicenza. La distribuzione avverrà adesso con i canali ufficiali, quindi ogni comune darà indicazioni, quindi l'importante è seguire i canali ufficiali. Lo spiegheremo anche nel corso dei nostri telegiornali, a partire dal telegiornale del Veneto, ma anche in quello di Treviso, quindi è importante non chiaramente andare in massa nei comuni o nei municipi perché non li trovate, allora dovete aspettare che ci sia un canale ufficiale di distribuzione e arriveranno per tutti nei modi stabiliti appunto dal protocollo. Comunque ecco, sono arrivate, sono state consegnate diciamo in queste ore. Un altro dettaglio importante, l'abbiamo già detto, è quello del numero dei contagiati che dicevamo potrebbe aumentare, quasi sicuramente aumenterà nelle prossime ore. E dicevamo è un mese, l'abbiamo già detto questa mattina, un mese oggi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Allora è un mese che non dimenticheremo, ma c'è ancora davanti l'incognita di quanto durerà. Il nostro Christer Arboit ripercorre in questo servizio le tappe di questo incubo coronavirus che ha stravolto davvero le vite di tutti quanti. Guardate il servizio. Dalla Lombardia arrivano le prime notizie del contagio, la tensione è alta, ci si scopre vulnerabili. È il 21 febbraio 2020, sono quasi le 5 del pomeriggio quando il governatore Luca Zaia, nei nostri studi per registrare una trasmissione, riceve la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Nel Padovano, nella piccola Voci, ci sono 2 casi di anziani positivi, uno di loro è particolarmente grave, si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, che poco dopo morirà all'ospedale di Schiavonia, ospedale che viene isolato, scatta il cordone sanitario blindato, il paese di Vo, 3.300 anime, ma è solo l'inizio di uno tsunami. Sabato mattina, 22 febbraio, il Veneto si risveglia e capisce che non si trattava di un incubo, con la conferma di nuovi casi nel veneziano Amira. Sono ore concitate, vengono chiuse le scuole
scuole sospese, manifestazioni e messe, ma le due cartoline più amare che fanno il giro del mondo arrivano da Venezia. Stop al carnevale, chiusa la Basilica di San Marco, è domenica 23 febbraio quando Vo dalla mezzanotte diventa zona rossa. Inizia una nuova settimana, la prima di una lunga guerra. Martedì 25 febbraio il contagio arriva a Treviso con la morte di una donna di paese, Luciana Mangiò, ricoverata alla geriatria del Cafoncello dal 7 febbraio e proprio il reparto diventa un focolaio. Il 29 febbraio è segnato dall'accordo tra governo e regioni, si proroga la chiusura delle scuole, con Vo che resta zona rossa, si introduce il concetto di droplet, la distanza di sicurezza da osservare tra una persona e l'altra, almeno 1 metro. Passano i giorni, i divieti aumentano, il virus galoppa, arrivano le tende fuori dagli ospedali. Mentre la Fisi annulla la Coppa del Mondo a Cortina, domenica 8 marzo il governo adotta una misura shock. Le province di Padova, Venezia, Treviso diventano zona rossa. Non mancano polemiche sull'utilità del provvedimento. Il Veneto è diviso a metà, scatta il caos delle autocertificazioni. Dopo meno di 48 ore l'esecutivo Conte estende la zona rossa a tutto il Veneto, poi l'11 marzo all'Italia intera. L'appello di Zaia a rimanere a casa è drammatico. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. E mentre la Regione annuncia più tamponi anche fuori dai market, il 15 marzo categorie e sindacati raggiungono un accordo per mantenere il cuore delle produzioni, ma non mancano scioperi da Electrolux a Fincantieri. Lunedì 16 muore l'ex procuratore che sconfisse la mala del Brenta, Francesco Saverio Pavone, era positivo al virus. Vengono attivati i primi ospedali Covid a supporto del picco previsto per le prossime settimane. Evitare l'overbooking delle terapie intensive è la priorità. Si presentano anche le nuove mascherine, merce preziosa mentre si superano i 4.000 casi. Venerdì 20 Zaia firma una nuova ordinanza, market chiusi la domenica, passeggiate fino a 200 metri da casa, preoccupa la crescita esponenziale dei casi nel Veronese. A Vo, dopo un mese, viene data sepoltura alla prima vittima, Adriano Trevisan, solo i figli e gli amici più stretti a salutarlo, ma da Vo parte anche un messaggio di speranza. Essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo resistito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Siamo ad oggi dunque un mese dall'emergenza coronavirus, un mese anche scandito, o meglio le ultime settimane scandite dai controlli, con l'entrata in vigore delle misure, diciamo, delle restrizioni per la mobilità. Ogni giorno purtroppo vi dobbiamo rendere conto di coloro che violano queste regole. Questa mattina ricorderete parlavamo dei controlli a Treviso, incredibili le risposte di chi veniva fermato non avendo diritto di passeggiare liberamente, insomma violando quelle che erano le restrizioni, da chi andava a fare una bicchierata con amici per fare 4 chiacchiere, oppure chi sempre a Treviso sosteneva il diritto, la necessità inderogabile di andare a farsi tagliare i capelli da un amico. Davvero incredibile, controlli che purtroppo e violazioni che purtroppo si moltiplicano in tutte le province, come ad esempio a Vicenza. I menefreghisti del coronavirus sono quelli che, nonostante gli appelli a restare a casa, se non per giustificati motivi, continuano a gironzolare. A Vicenza 21 persone sono state denunciate dalla polizia locale. Di queste, 7 sono automobilisti fermati perché si spostavano senza essere in grado di dare un'adeguata giustificazione. In via Sebastiano Tecchio 7 persone senza fisse dimora sono state sorprese in gruppo, altre 6 bivaccavano in Galleria Porti, mentre in via Battaglione Monteberico è stata segnalata una festa con musica ad alto volume. Il padrone di casa è stato denunciato. Infine un negozio etnico in via Battaglione Framarin è stato sanzionato perché trovato aperto. Contemporaneamente anche i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno messo a segno una serie di controlli con le sezioni di Altavilla Vicentina, Longare, Noventa Vicentina e Vicenza.
10 le persone denunciate per inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di cittadini sorpresi fuori di casa che hanno dato giustificazioni in contrasto con le prescrizioni imposte. Qualcuno si era recato a fare la spesa in un comune diverso da quello di residenza, qualcun altro in tabaccheria per acquistare le sigarette. Ma i controlli contro la diffusione del Covid-19 hanno permesso anche di scoprire lo spaccio di droga. A Villaverla, infatti, la polizia locale nord-est vicentino ha sorpreso 2 uomini seduti sul guardrail in via Martiri delle Foibe. Alla vista degli agenti, 2 si sono divisi e sono risaliti sulle loro auto, ma i vigili li hanno fermati e li hanno portati al comando, dove sono stati perquisiti. Nel pacchetto di sigarette di uno dei 2 è stata ritrovata una pallina di cocaina da 60 grammi. Invitato a compilare l'autocertificazione, l'uomo ha dichiarato di essere uscito di casa per comprare stupefacenti. L'altro, un 39enne di Monticello Conteotto, trovato con 7 involucri di cocaina per più di 9 grammi e con 550 euro, è stato denunciato per spaccio di droga. Entrambi sono stati denunciati anche per violazione del decreto anti-coronavirus. Adesso i controlli proseguiranno serrati. A Vicenza la polizia locale utilizzerà pure i droni della protezione civile che sorvoleranno la città per rilevare eventuali assembramenti e segnalarli immediatamente alle pattuglie in servizio. Insomma, tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. E anche voi con i vostri messaggi state continuando a segnalarci che purtroppo c'è ancora tanta gente in giro e quindi servono ancora più controlli. Gli stessi sindaci, ma questa è una situazione che si ritrova un po' dappertutto in tutta Italia, c'è un vero e proprio coro nazionale al governo da parte degli amministratori che chiedono dateci ancora più controlli, servono più controlli perché c'è ancora troppa gente in giro. E questo non va bene, abbiamo bisogno, ecco, i sindaci chiedono un nuovo intervento al governo e anche di maggiori controlli. Tante le situazioni critiche in Veneto, preoccupa come sapete il cosiddetto cluster di Verona. A Merlare è una situazione particolare perché riguarda una casa di riposo, ma c'è anche un sindaco positivo al coronavirus. Per il momento sto bene. Non ho un po' di tosse, ma non ho febbre. E questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche, diciamo, che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà i sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci delle Montagnanesi che hanno sollecitato con una lettera un intervento, un'attenzione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, al direttore e al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura resta demandato alla dirigenza della struttura. E noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura.
Questa è il sindaco di Merlara, quindi la situazione insomma è in questa situazione e ovviamente anche nella difficoltà di gestire la situazione in questa condizione, ma è una situazione appunto che lo accomuna ad esempio al primo cittadino di Conegliano, Fabio Chiesa, abbiamo raccontato anche questa mattina. Città che inevitabilmente ormai siamo abituati a vedere deserte, tranne i casi in cui purtroppo ci sono coloro che violano le regole, ed è un racconto, quello che vediamo di Lucio Zanato, di una Treviso ad esempio che ormai abbiamo imparato a conoscere così. Una piazza vuota e silenziosa, racconta Treviso al tempo del coronavirus. Potrebbero essere le immagini da un film del filone catastrofista, se non fosse la realtà di un mese da assediati. Una vera e propria guerra che sta già segnando la nostra storia, con i cartelli e i giardini pubblici chiusi, le piazze popolate solo da colombi e le lunghe file anticontagio fuori dai supermercati, come qui nel cuore del centro storico. E tutto in un silenzio davvero irreale per le nostre comunità. Immagini che per certi versi riportano alle tessere annonarie per chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale o all'ex Jugoslavia per chi ha toccato con mano la follia fratricida dei Balcani. La gente ha quasi paura di parlarsi anche dietro le mascherine e prende coraggio solo dal terrazzo di casa, scambiando qualche battuta con i condomini al balcone. E poi c'è la fila di negozi chiusi, tutti con il cartello che spiega in modi diversi la stessa motivazione. C'è chi la racconta in maniera diretta, chi in versione asettica, poi chi ci mette del proprio e chi arriva a scusarsi per una colpa certamente non sua. Poi chi punta all'ottimismo degli affetti e quello legato alla vita. Ma quello che intristisce è il contrasto tra le piazze vuote e le bacheche piene di epigrafi. Sono i caduti del coronavirus. Volti noti, come il magistrato che ha combattuto la mala del Brenta, o sconosciuti, per chi non li ha avuti come genitori o nonni, ma anche amici o vicini di casa. E allora queste età e queste indicazioni di non funerali le dedichiamo a quanti ancora una volta usciranno senza pensare che magari un loro respiro ucciderà chi incroceranno sulla loro strada. Così Lucio Zanato in questo ritratto crepuscolare, chiamiamolo così, di Treviso. Siamo in collegamento Skype e ringrazio della sua disponibilità l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora, la prima cosa importante, ci spiega che delibera è stata approvata importante dalla Regione oggi? Ma si riferisce all'ordinanza fatta dal Presidente Zaia, sì. Questa è un'ordinanza che in buona sostanza chiude i supermercati, gli ipermercati domenica. Ovviamente è riferita solo a domenica, e non agli altri giorni, e poi mette tutta una serie di restrizioni all'attività, diciamo, fisica, alle passeggiate fatte all'esterno. Cioè si possono fare entro 200 metri dalle abitazioni. E lui sostanzialmente oggi ha detto noi andiamo avanti, insomma l'abbiamo visto questa mattina, andiamo avanti anche se appunto c'era questo parere del governo di tenere aperte invece, cioè il governo vuole tenere aperti sostanzialmente i supermercati la domenica, ma il governatore Zaia ha detto noi andiamo avanti per la nostra strada, questo è il concetto. Assolutamente sì, anche perché la normativa dice questo in realtà, che noi, cioè non è un atto illegittimo, anzi il governo aveva chiesto alle regioni di adottare tutte quante come dire, ordinanze omogenee rispetto al decreto del governo, ma insomma noi ci siamo resi conto che questa è una necessità assoluta. Senta una cosa, è stata approvata una delibera che prevede di incrementare di oltre 12 milioni e 369 mila euro la dotazione finanziaria del bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato. Ci può spiegare? Sì, lì avevamo avuto delle richieste che andavano oltre al budget che avevamo messo e devo dire che visto il momento è anche un segnale comunque di vitalità del nostro territorio, e allora ho deciso di mettere ulteriori 12 milioni di euro per rispondere alle richieste che erano arrivate. Sono segnali che noi dobbiamo dare al territorio perché, voglio sempre ricordarlo, l'economia del Veneto
è una delle economie, assieme a quella di Lombardia ed Emilia Romagna, che sono le economie trainanti dell'economia del nostro paese. Quindi mantenere forte un'economia come quella del Veneto significa mantenere in sicurezza l'economia nazionale. A proposito di questo, lei insomma ha il filo diretto con le imprese e con gli industriali. Ieri non sono mancate le dure parole, ad esempio, di Confindustria Venezia Rovigo, ma anche di Assindustria Veneto Centro. Oggi, questa mattina, avevamo in collegamento proprio la Presidente Piovesana, insomma, che ha detto così non va, così non può andare. Insomma, il grido delle imprese lei lo ha raccolto? Ma guardi, è notizia proprio di 5 minuti fa che va verificata, ma insomma sembra che la Germania abbia messo in campo una dotazione di investimento di 850 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di cifre stratosferiche. Noi abbiamo messo in campo 23 miliardi di euro, 10 dei quali dedicati alle garanzie per fare credito, per il credito delle banche alle aziende. Allora, sul credito va bene, è una mossa, è un'iniziativa che noi condividiamo. Certo è che questa manovra fatta dal governo serve se l'emergenza finisce domani mattina, ma se non sarà così, e ahimè purtroppo non sarà così, andremo un po' più per le lunghe e i riverberi di queste settimane di chiusura li avremo anche nei prossimi mesi. È del tutto evidente che questa manovra emergenziale è solo un primo passo. Le leggo una lettera che hanno mandato i sindacati, parliamo a livello nazionale, quindi CGIL, CISL e UIL, alla Presidente Conte, che sostanzialmente chiede di arrivare a ripensare, di rifare diciamo, un tavolo con il governo per arrivare a pensare di chiudere davvero quasi tutte le aziende laddove è possibile. Sono molto preoccupati per i lavoratori che si trovano nelle aziende. Cosa dite? Guardi, noi sabato sera verso le 9, 9 e mezza di sera abbiamo chiuso la trattativa con le parti sindacali e le parti datoriali e abbiamo formulato un documento che poi è andato in giunta sulla scorta del documento firmato la notte prima dal governo assieme a Confindustria, e in buona sostanza abbiamo detto bene tutto se le aziende riescono a garantire la salubrità dei posti di lavoro e la salute di chi lì lavora, bene, altrimenti devono chiudere. Questo è il principio base. Ci rendiamo conto che è sempre più difficile garantire questo, è sempre più difficile, quindi immaginare altre soluzioni che non tocchino ovviamente le aziende che lavorano nel sanitario, che lavorano nell'alimentare, perché insomma non serve essere dei geni per capire che quelle devono rimanere aperte per garantire i servizi, ma tutto il resto effettivamente va fatta una riflessione, anche perché ci sono difficoltà doganali per quanto riguarda le merci, ci sono tutta una serie di difficoltà che rendono obiettivamente molto difficile lavorare. E poi ci sono settori, per esempio come quello delle costruzioni, dove garantire la salute dei collaboratori e dei dipendenti diventa un'impresa ardua. Qual è la prima cosa che chiederebbe a Conte adesso, se l'avesse di fronte al Premier? La prima per il Veneto? Bisogna immaginare una sorta di pace fiscale, cioè magari non a pioggia, perché poi se uno non rientra nella crisi, cosa difficile peraltro, non deve essere interessato da questo, però io credo che le scadenze fiscali non vadano rinviate, quello è il minimo sindacale, bisogna immaginare proprio per quest'anno togliere le tasse, che è un modo per lasciare liquidità alle imprese che possono poi investirle nel proprio ciclo produttivo e rimettersi in moto, perché è inutile chiedere tasse a chi non è oggi in grado di fare produzione e quindi di produrre reddito. E se noi rimettiamo in moto la macchina, la mettiamo in moto prima, l'anno prossimo avremo delle aziende che pagano regolarmente le tasse, altrimenti rischiamo di avere una moria di aziende e quindi per farle pagare adesso non le pagheranno più nei prossimi anni. E mi sembra una contraddizione in termini. Io adesso chiederei questo al Premier Conte. Senta, la faccio uscire un attimo dal suo ruolo di assessore alle attività produttive, ma non da quello di amministratore.
e parliamo dei controlli. Cosa vede ancora in giro tanta gente che sta violando le regole? Troppa e francamente adesso non c'è più nessuna giustificazione, perché se all'inizio di questa epidemia, di questa crisi, anche noi che dovevamo prendere decisioni di fronte a pareri contraddittori anche del mondo scientifico, abbiamo avuto difficoltà nel prendere decisioni, oggi credo che nessuno possa dire di non sapere che toccarsi, avere contatti, tossire l'uno davanti all'altro, vivere situazioni dove siamo in 2, 3, 4, 5 non sia pericoloso. Credo che nessuno, nemmeno l'anziano da solo, nessuno, perché voi giustamente i giornali, noi, cioè, tutti parliamo di questo e ogni 3 secondi esce l'informativa di che cosa bisogna fare. Vedere che ci sono ragazzi che giocano a pallone o persone che vanno via ancora in bici o come abbiamo visto in qualche piazza d'Italia, vedere che ci sono le persone che fanno l'aperitivo, cioè, io davvero non capisco che cosa passi per la testa di queste persone, perché oltre a fare del male a loro stessi, aumentano il contagio e quindi ci costringono tutti a rimanere a casa di più e chissà per quanto tempo. E questo è intollerabile. Benissimo, grazie. Allora, grazie all'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato, grazie anche per il vostro lavoro quotidiano, insomma, tenere insieme una rete, la rete delle imprese e tenere il filo diretto non è facile nemmeno per voi in questi giorni. Grazie davvero. Grazie all'assessore Roberto Marcato. Allora, così avete sentito, la necessità evidentemente è quella, lo dice anche l'assessore alle attività produttive, di trovare una soluzione per le aziende. Peraltro, lo ricordo, nella nostra, e lo vedremo nei telegiornali alle 18:30, già nel telegiornale del Veneto, il presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, ha aperto a questa possibilità, ha detto se l'emergenza sanitaria lo renderà necessario in via definitiva, chiuderemo le aziende, dovremo chiudere le aziende, quindi su questo non c'è dubbio, però dice c'è bisogno che un governo dia maggiori risposte, se poi quella sarà davvero la soluzione. È una soluzione che viene chiesta da più parti. Ovviamente la richiesta più pressante viene dalla Lombardia, che è in una situazione davvero drammatica, 546 morti in un giorno, dati in forte crescita, oltre 25.000 positivi nella regione Lombardia, ma è una soluzione, è una richiesta che lo stesso Zaia ha prospettato proprio oggi in conferenza stampa alla domanda precisa. Ha detto se io fossi nel governo cercherei di fare un nuovo tavolo con le parti sociali, che è un po' quello che chiedono i sindacati in queste ore, per ripensare a un blocco ragionato, se non un blocco totale, un blocco ragionato per riuscire ad arrivare a una soluzione che riesca a bilanciare sia l'esigenza del contenimento del contagio sia l'esigenza anche delle imprese. Peraltro, e lo ricordiamo, molte imprese hanno già deciso autonomamente di chiudere laddove era possibile per diversi motivi, motivazioni economiche, motivazioni sanitarie e di questo passo. Sempre a proposito di questo, poi lo ricordo, lunedì ci sarà il computo, il report dell'attività di controllo, che è un altro fronte, diciamo, della lotta al contagio, il controllo dei tecnici dello Spisal, coloro che vanno a controllare la sicurezza negli ambiti di lavoro, e ci sarà il report della sicurezza delle aziende nel fronte coronavirus, e vedremo, insomma, se chi ha sgarrato, o comunque quanti sono quelli che hanno sgarrato, se la percentuale è più alta o meno alta di quello che ci aspettavamo. Siamo quasi in chiusura, perché fra poco lascerò la linea al Vangelo del sabato. Dopo il Vangelo del sabato, vi ricordo, c'è il telegiornale del Veneto, poi il telegiornale di Venezia, poi il telegiornale di Treviso. Peraltro a Treviso avremo anche un collegamento in diretta con il sindaco Mario Conte per vedere queste mascherine arrivate. Ne sono arrivate 98.800 nella Marca trevigiana,
e altre ne arriveranno domani. Ma visto che parlo del Vangelo che fra poco è in onda, vi ricordo domani l'appuntamento sempre con l'informazione di Antenna 3, domani saremo nuovamente in onda per raccontare l'emergenza coronavirus, alle 19:30 l'appuntamento ormai dal 1° marzo con il telegiornale di Treviso. Vi ricordo però, essendo domenica ormai da settimane, diciamo c'è questo accordo con la diocesi di Treviso, la diocesi di Venezia, di mostrare in diretta con Antenna 3 e Rete Veneta le celebrazioni della domenica in questo periodo particolare che è la Quaresima. Allora alle 9:30 appuntamento con la messa da Treviso celebrata dal vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi, dal Duomo di Treviso, dalla cripta del Duomo di Treviso, ore 9:30. Alla fine della celebrazione ci collegheremo in diretta, alle 10:30 faremo il primo report della giornata, poi alle 11 dalla chiesa di Santa Lucia a Venezia la messa celebrata invece in questo caso dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Poi alla fine della celebrazione ritorneremo in diretta e seguiremo il punto stampa del governatore Zaia e di lì in avanti continueremo la nostra diretta e poi alle 19:30 il telegiornale di Treviso. Quindi a 9:30 il primo appuntamento con la messa di Treviso e poi il narrazione, il racconto un'altra giornata sul fronte del coronavirus. Sarà il primo giorno del secondo mese di emergenza coronavirus che di fatto inizia in queste ore. Stiamo davvero quasi in chiusura, ci sono alcuni aggiornamenti, questo invece riguarda proprio le attività produttive. C'è una circolare del Viminale ai prefetti che dice stop ai blocchi dei trasporti, proteste sindacali rallentano consegna delle mascherine e dei farmaci, proteste e conflittualità sindacali nel comparto logistica, trasporto e spedizioni stanno rallentando la consegna di prodotti di indispensabile uso nell'emergenza coronavirus come farmaci, mascherine e camici. Lo evidenzia il Viminale, il Ministero dell'Interno, in una direttiva in cui invita tutti i prefetti ad attivare le opportune misure di mediazione, ovvero di dissuasione, ritenute del caso per prevenire il fenomeno. C'è anche questo aspetto da non sottovalutare, anche perché, come sapete, l'approvvigionamento è emergenziale in questo momento, l'ha sottolineato più volte il governatore Zaia, per cui è fondamentale che i trasporti e la logistica non si fermi in questo momento in cui il picco deve ancora arrivare e i modelli sono ancora molto preoccupanti. Siamo al termine, vi lascio adesso al Vangelo del sabato e poi subito dopo il telegiornale del Veneto. Alla fine dei nostri telegiornali, dopo Treviso, nuovamente in diretta con l'ultima parte di questa edizione straordinaria.